Siamo qui a Soligo in Rete col direttore Luigi Baccialli, lo scoopomane quindi è arrivato a Cison di Valmarino, ma è davvero il falso scoop, la bufala, il pericolo del giornalismo del futuro? Intanto grazie per l'invito e complimenti per l'attività che state svolgendo con QDP News. Diciamo che bisogna stare un po' attenti quando si fa informazione, non soltanto nei giornali, ormai nelle televisioni, ma anche sui social, quindi è un'attenzione che tutti devono prestare, perché con i social chiunque può fare informazione e comunicazione, perché si rischia a volte, quando si eccede, quando non si danno delle notizie precise, documentate, verificate, di causare grossi danni alle persone. È una fase difficile perché abbiamo avuto anche recentemente casi di suicidi per materiale uscito sui social, e quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto i ragazzi devono fare molta attenzione, perché è pieno di mitomani, di scoopomani che cercano anche di carpire la fiducia di persone spesso ingenue, che cascano nella rete e all'interno di altre reti che sono molto pericolose. Quindi è una fase molto delicata dell'informazione, l'informazione deve crescere, migliorare, sta cambiando pelle, no? E d'altra parte è successo per la musica, una volta c'era il mangiadischi, adesso ci sono tecnologie avanzatissime. La musica rimane l'informazione e il giornalismo su altri mezzi, probabilmente con altre identità, ma l'importante è che sia un'informazione seria, responsabile e in ogni caso a disposizione di tutti. Bene, grazie al direttore Luigi Baccialli, appuntamento a Soligo in Rete e anche su Rete Veneta con Focus. Grazie ancora e arrivederci. Grazie direttore, grazie.